Silvia Romano è tornata in Italia, l'annuncio sabato e domenica il rientro a Roma. Simone Borile, già candidato sindaco a Padova con il Movimento 5 Stelle e consigliere comunale, conosceva la cooperante italiana. La ragazza infatti si è laureata nel 2017 in mediazione linguistica al CIELS di Milano, l'istituto che insieme alla sede di Padova Borile dirige. Con lui aveva dato anche un esame di antropologia e il docente padovano era presente quando si è laureata. Una ragazza dolce ma determinata, ci racconta, che già quando frequentava l'università vedeva nella cooperazione uno strumento per aiutare le popolazioni africane. Sulle polemiche di queste ore, sentite cosa ci dice. Ragazza mi ricordo molto bene perché ha seguito anche un mio esame universitario e anche perché l'ho di fatto proclamata io dottoressa, in quanto ero presidente della commissione quando venne proclamata. Proprio in quegli anni ricordo come programma didattico analizzammo i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili, quindi dire che Silvia sia stata in un qualche modo obbligata a un matrimonio forzato, questo non lo possiamo dire fin tanto che non conosceremo le sue dichiarazioni. Quello che posso dire è che sono contento, sono felice, mi sono commosso quando l'ho vista abbracciare i suoi genitori, la sua famiglia, e mi fa piacere che adesso, insomma, dopo 18 mesi di prigionia, possa in un qualche modo anche stare in mezzo alle persone che ama, la sua famiglia.